Bene, agli ordini, signor segretario. Preghiere, Presidente. Non è facile, vi giuro sono emozionatissimo. Io voglio partire innanzitutto ringraziando, prima di tutto, chi si è confrontato, e quindi Nicolò in testa, insieme a Borghesi, Castellarin, Scalera. Io a Nicolò dico subito, perché l'avevo detto già prima, non sapendo dell'esito nei giorni passati: voi non siete il 30%, Nicolò, siete il nostro partito. Questo noi non intendiamo. Noi non intendiamo lavorare in una logica di maggioranze e minoranze. Noi vogliamo lavorare insieme perché, dicevi bene tu, fuori da questa sala dobbiamo fare vedere che Italia dei Valori è ancora veramente grande. Un grazie di cuore anche a tutti quelli che mi hanno dato una mano sui territori che ho incontrato, i comitati, gli amici. Vi voglio abbracciare tutti, è stata un'esperienza straordinaria che, vi aggiungo, voglio ripetere, per cui vi rovinerò anche le prossime vacanze, perché voglio riscendere sui territori per riprendere quel percorso di ascolto, perché l'abbiamo detto, ma dobbiamo farlo, dobbiamo partire proprio dalla base. Quando ho parlato di quella piramide invertita, io ci credo veramente, una piramide che dal basso spinga per fare in modo che in alto ci siano vere proposte per il Paese, perché questo noi dobbiamo fare. Un grazie di cuore al mio garante, adesso lo devo fare perché non l'ho fatto prima, perché non bisognava toccare i garanti, no? Sostanzialmente, perché dovevano svolgere il loro ruolo, ma Gian Maria, grazie, hai svolto un lavoro straordinario e ti sono veramente riconoscente. Un grazie di cuore anche perché è un distacco, no? Perché un grazie di cuore alla mia metà, o meglio al mio mezzo, no? Perché abbiamo fatto quell'ufficio 1 mezzo e mezzo, dico, e quindi voglio ringraziarlo per un'esperienza straordinaria che abbiamo fatto insieme e per il lavoro che ha svolto. Grazie a tutti i ragazzi della segreteria che ha dato una mano, l'ufficio stampa, tutti quanti. Ci vogliamo tutti, dobbiamo essere veramente una grande squadra, è quello che ho detto e quello che voglio fare. Non dobbiamo essere un'elite, una classe dirigente, ma una squadra, perché tutti dobbiamo vincere. Dobbiamo ripartire dalla nostra storia, dobbiamo ripartire dallo spirito di San Sepolcro, dobbiamo ripartire dal momento in cui eravamo il partito della legalità e della questione morale, perché questo dobbiamo essere, tornare nuovamente nel Paese, in un Paese che ha bisogno di legalità e di morale. Considerato i vari casi, da Firenze a Palermo, chi più ne ha più ne metta, oltre i processi berlusconiani, legalità, morale. E devo aggiungere anche, dobbiamo puntare, aprirci all'esterno, cominciare nuovamente a parlare a testa alta, prima di tutto fra i cittadini, in piazza, tra la gente, perché è con quelli che dobbiamo confrontarci, ascoltarli e proporre. Grazie anche al contributo di tutti quelli che hanno dato la disponibilità a essere nei nostri laboratori, ma non sono chiusi, sono laboratori aperti, lo voglio richiarire, quindi non si sentano da soli, ma devono coinvolgere tutti in quell'anagrafe delle competenze. Un Paese che noi vogliamo diverso da quello che c'è oggi, un Paese che noi non vogliamo con una persona come Berlusconi al governo e con un centrosinistra che glielo consente. Noi vogliamo un Paese diverso, un Paese dove sia netta la distinzione tra chi governa con un obiettivo, la solidarietà, l'equità, il lavoro per i più deboli e non i vantaggi per i più forti. Ci sembra che in questo momento questo governo stia facendo soltanto o poco o vantaggi per i più forti. Dobbiamo riaprire il dialogo, questo dialogo all'esterno dobbiamo ricucire, dobbiamo ripristinare i ponti, ma non per andarci a sedere da qualche parte, ma a testa alta per andarci a confrontare. L'abbiamo fatto nel tempo, l'abbiamo fatto con la nostra storia, con i referendum, acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento. Porcellum c'è ancora, non è una battaglia finita, è una battaglia da fare. È una battaglia che io vorrei fare, è quella di bloccare una volta per tutte
questa nefanda attività dello Stato come Stato biscazziere, questi giochi di Stato che stanno distruggendo la nostra comunità e che rubano dalle tasche dei cittadini 75 miliardi di euro. Questo è quello che noi dobbiamo farlo tutti insieme. Io sono convinto che da qui si riparte. Un grazie. E a me dispiace che il Presidente Di Pietro, perché il Presidente Di Pietro, sia chiaro, su questo non ci sono dubbi, che il Presidente Di Pietro si sia seduto tra il pubblico. Io credo che il Presidente Di Pietro o mi sta a fianco o io, Presidente, mi dimetto, sia chiaro, lo faccio subito. Quindi per cui sarei il segretario più veloce della storia, e credo che se siamo qui oggi, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che non ignoriamo, perché da quelle che dobbiamo partire per evitare di ricrearle, di ricommettere gli errori che abbiamo fatto in passato con grande rigore, dobbiamo una sola persona, l'impegno di tutti sicuramente, ma una persona che si chiama Antonio Di Pietro. Tutti... Non vi posso garantire che non sono invidioso, anzi, dico, quindi la squadra, possiamo fare salire tutti. Bene, allora, presentiamo la squadra a questo punto. Giusto, l'avevo anche dimenticato, devo dire, avevo l'emozione. Allora, io chiedo alla squadra di salire, ma per presentarla, Caterina Pace, consigliere provinciale a Napoli, responsabile delle donne in Campania, medico. New entry in squadra, new entry nel senso in ufficio di presidenza. Nino Pipitone, che non vedo, dov'è? Nino Pipitone, medico anche lui, consigliere regionale in Veneto, ma me lo sono perso. Dove sta Nino? Arriva, con calma. Dov'è? Eccolo qua. Certo, se cominci con i ritardi, si vede, guarda, non possiamo. E devo dire sinceramente, non so se sia qui perché è rimasto forse in Puglia a lavorare, non c'è Luciano Pisanello, 27 anni, consigliere comunale a San Giorgio Ionico, un giovane dell'Italia dei Valori. Taranto, San Giorgio Ionico, Taranto, va bene, così evitiamo perché c'è i tarantini. Poi io, se ci sono, chiederei anche a chi dà una mano ai laboratori di salire. Pierfelice Zazzera, Federico Palomba, Paolo Brutti, Antonio Palagiano. Se ci sono, io vi prego di salire. Sabrina Freda, Barbati, non so chi c'è, chi vuole può salire. Io credo quello che vogliamo dire e voglio dirvi, io sono veramente emozionato, giuro, non mi aspettavo un'emozione simile. Mia moglie arriva anche la moglie, dai, questo qua, arriva anche la moglie, quindi allora mi emoziona anche l'estero, dai, anche Angelo. Eccoci qua, io spero, se c'è qualche altro della squadra che salga, ribadisco, la squadra siamo tutti quanti, non è solo questa, siamo tutti quanti, questa è la nostra squadra, con questa dobbiamo ripartire. Voglio concludere intanto con un buon viaggio a Margherita Hack tra le sue stelle, perché voglio dirvi, cominciamo a lavorare da subito, non abbiamo tempo da perdere, l'ho detto durante il giro in camper, oggi abbiamo un momento di attenzione, o abbiamo la capacità domani mattina di ripartire dal territorio tutti insieme o rischiamo di non farcela. Siccome sono convinto che ce la facciamo, ci abbiamo creduto tutti e ci crediamo, io credo che da domani tutti insieme faremo sentire ancora una volta forte e alta la voce dell'Italia dei Valori e sventolerà ancora una volta sulle nostre piazze la nostra bandiera. Grazie a tutti.